Io dico che bisognerebbe mettere da parte le posizioni personali e guardare l'interesse pubblico dei nostri concittadini. Da 40 anni la cittadinanza chiede una piscina. È stata individuata un'area, fatte le verifiche tecniche, concordate tutte dal punto di vista tecnico, che questa piscina deve partire e decollare. È scontro totale tra comune e autorità portuale dopo lo stop arrivato dalla seconda sulla nuova piscina in Via delle Macchine. Le motivazioni tecniche sostenute dal porto non hanno ragion d'essere, dichiara l'assessore veneziano alla mobilità Renato Boraso. I rilievi mossi sulla viabilità di quell'area erano già stati discussi e risolti. Sono cose che abbiamo già ampiamente valutato, tant'è che noi cercheremo poi di portare anche una ciclabile lungo il fianco di Via delle Macchine. Non capiamo quindi la ragione, si arrabbia Boraso, per tornare indietro su una decisione già presa dalle precedenti gestioni di Porto e Comune. Sottolineo che è stata fatta questa scelta dalla giunta Orsoni, cioè dal PD quella volta, c'era il governo della città, che mi pare essere il partito di appartenenza di questo nuovo presidente del Porto. La domando, cosa c'è di così eclatante e così diverso da quello che si scriveva qualche mese fa? In attesa di un chiarimento col presidente del Porto, annuncia l'assessore, l'Avvocatura Civica del Comune sta studiando la questione dal punto di vista legale. Prima c'è stata la revoca all'accordo di programma sul Tronchetto, già firmato dal presidente Costa e dal sindaco Brugnaro. Poi c'è stato un attacco incredibile sui pili, che secondo me non so sinceramente. Adesso arriva l'attacco sulla piscina per Marghera, non lo so, noi ci auguriamo che ci sia un chiarimento presto. La colpa di questo stop, sostengono invece dal Movimento 5 Stelle, è tanto del Comune quanto del Porto, che per inerzia non si sono mai accordati per la modifica a un piano regolatore portuale che risale ai primi del Novecento. Occorre che Comune e autorità portuale si mettano seduti attorno al tavolo per redigere finalmente questo nuovo piano regolatore. Basta con la politica delle pacche sulla spalla e dei rapporti personali, che era quella forse a cui era abituato il sindaco Brugnaro con l'allora presidente Costa.